Chi sperava che il 2021 fosse l'anno della rinascita definitiva dal dramma del Covid dovrà aspettare ancora un po'. Ma il Veneto non si è mai fermato e anche le opere strategiche, nonostante qualche rallentamento dovuto all'emergenza mondiale, non sono mai rimaste ferme con le quattro frecce. È stato anche l'anno nel quale comunque si è cominciato a intravedere la luce in fondo al tunnel, ad esempio rispetto alle grandi infrastrutture, penso alla Pedemontana Veneta. Ecco la novità sull'arteria, una sorta di regalo sotto l'albero, con tanto di fiocco. Una Pedemontana Veneta sulla quale continuiamo a lavorare, continuiamo a investire e annunciamo, visto e considerato che oltre a fare i bilanci di fine anno bisogna anche annunciare quello che sarà l'anno nuovo. Voglio annunciare che con i primi mesi dell'anno, proprio per scelta, apriremo, io spero, tutti e 30 chilometri, quindi il tratto che va da Montebelluna a Spresiano e l'altro tratto che arriva fino a Montecchio, sperando che entro il 2023 poi si possano avere anche direttamente gli innesti sulla 4 e sulla 27. In questo momento la strada Pedemontana Veneta è la più grande opera in cantiere in Italia, 94 km di infrastrutture con 68 km di viabilità d'appoggio, di servizio a 36 comuni con 14 caselli che daranno nuova linfa al Bassanese e ai territori circostanti. È l'opera che cambierà la vita al Veneto. E chi ha già avuto modo di utilizzarla o chi vive in quei territori già ha apprezzato il grande giovamento che comunque sta già dando, nonostante sia ancora un'incompiuta, perché di fatto ad oggi sono aperti quasi una settantina di chilometri. Però il fatto di pensare a questa infrastruttura che si va a completare nel 2022 per noi significa ovviamente nuova linfa a dei territori.